Diverse le regioni italiane che hanno dovuto fare i conti con una perturbazione proveniente dal nord-est dell'Europa e che ha determinato l'aumento dei venti su buona parte del paese. Forti raffiche di vento si sono infatti abbattute anche sul Basso Lazio, causando diversi incidenti e disagi alla popolazione, tra tetti di venti finiti a terra come fogli di carta e interventi dei vigili del fuoco tra Cassino e Sora. Proprio nella città volsca la già poco tranquilla mattinata è stata scossa da un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di via Pietra Santa Maria. A perdere la vita è un uomo di 57 anni, dipendente di un'azienda che opera nel settore dei materiali ferrosi. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato colpito da un pannello coibentato, probabilmente sollevato dal forte vento, che non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari dell'Ares 118 e i carabinieri della compagnia di Sora, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sgomento e dispiacere nella città di Sora e nella vicina comunità di Pescosolido, dove l'uomo viveva con la sua famiglia. Visto il persistere di forti raffiche di vento e considerato il pericolo dovuto all'accidentale caduta di rami, tegole, lastre di vetro ed altri oggetti, nel corso della mattinata il Comune di Sora ha attivato il centro operativo comunale per la gestione dell'emergenza.